Siamo con Davide Vignotto, ha 30 anni, è di San Polo di Piave, è dottore in meccatronica e proprio per la meccatronica ha vinto il premio nazionale assegnato da Un'Industria Reggio Emilia con Nova del Sole 24 Ore e Community. Ci spiegherà lui adesso perché, se diciamo che ha salvato la NASA, esageriamo, ma solo un po', vero? Sì, è una piccola esagerazione, diciamo. In realtà quello che ho fatto io è stato andare a studiare un problema che si è verificato durante una missione spaziale e è importante studiare questo problema perché poi vedremo che questa missione in realtà è il prologo di una missione più grossa che verrà lanciata in futuro. L'obiettivo è captare onde gravitazionali. Il problema è stato riscontrato in un meccanismo di rilascio dei sensori di rilevamento che quando vengono sganciati in quota a 50 milioni di chilometri giusto dalla Terra non devono avere nessun movimento perché altrimenti viene vanificata la loro funzione, giusto? Voi, lei e il suo docente di dottorato, state trovando il modo di correggere questo errore. Esattamente. Questo meccanismo è unico nel suo genere. È la prima volta che viene lanciato nello spazio un meccanismo cosiddetto di rilascio, appunto perché la sua funzione è quella di rilasciare un corpo in orbita, nel vuoto, in caduta libera si dice, è dentro nel satellite ma è privo di qualsiasi contatto con esso. Dunque questo meccanismo, che è unico nel suo genere per il tipo di prestazione richiesta, ovvero per il fatto che lui non deve imprimere una velocità al corpo che rilascia. Purtroppo non ha funzionato esattamente come avrebbe dovuto, in quanto ha impresso una velocità, seppur molto piccola per noi comuni mortali, in realtà rilevata dallo strumento e incompatibile con lo strumento stesso. Perciò è necessario capire come mai questo strumento ha prodotto questa velocità. E lei lo sta cercando di spiegare e risolvere all'interno del laboratorio dell'Università di Trento, esatto? Anche con esperimenti pratici a terra. Esattamente, la mia ricerca si è svolta in due fasi. La prima fase è quella di capire che cosa è successo osservando i dati della missione, quindi scaricando i dati dal satellite. Una volta che la missione è finita, abbiamo deciso di capire, osservando i dati, di fare delle ipotesi, osservando solo i dati. Una volta fatte le ipotesi, abbiamo deciso di verificare se queste ipotesi fossero o meno plausibili, sfruttando un setup sperimentale che c'è qui al laboratorio di applicazioni spaziali dell'Università di Trento, dove io ho svolto i miei esperimenti, grazie a dei sistemi che simulano esattamente le condizioni di volo, ovvero dello spazio aperto in cui si trovano i meccanismi. Lei con modestia ha detto che non si sente un genietto, ma che le piace semplicemente riparare cose. Ha anche il sogno di fare l'astronauta, vero? Ci ha provato, non è andata, ma ci riproverà. Sì, io ci ho provato all'inizio dell'estate, ho mandato la mia candidatura per un posto da astronauta all'ESA, ovviamente la concorrenza era numerosamente molto grande e purtroppo la mia applicazione è stata poi scartata. Tuttavia io mantengo ancora questo sogno e penso che per chi ha voglia di fare l'astronauta in questo periodo sia un gran bel periodo, perché ci sono nuove prospettive, nuove agenzie spaziali, ad esempio SpaceX di Elon Musk, private e pubbliche, che adesso stanno puntando, diciamo, a conquistare lo spazio in quella che potremmo definire una nuova corsa allo spazio dopo quella degli anni 70, che però era solamente in realtà una rivalità più tra America e Russia. Bene, complimenti, grazie a Davide Vignotto per essere stato con noi. Grazie a Grazie. voi. Grazie.